La consigliera regionale Erika Baldin, Movimento 5 Stelle, fa una considerazione sui luoghi storici del commercio, iniziativa della Regione Veneto che premia la continuità d'impresa riconoscendo un encomio alle attività sul territorio da più di 40 anni. Proprio nei giorni scorsi sono state riconosciute le attività che si sono presentate alla Regione lo scorso anno e proprio in questo mese, a breve, si presenteranno le candidature per le attività che saranno riconosciute nel 2026. Baldin intende depositare un disegno di legge regionale che modifichi il regolamento attuale, riservando l'encomio solo alle attività che non ospitano slot machine o attrezzature dedicate al gioco d'azzardo. Diventa fondamentale per la consigliera che l'attività che intende fregiarsi dell'encomio non sia solo longeva, ma abbia anche un ruolo etico nella società. Per il bando del 2025 la consigliera chiederà una modifica alla legge, prevedendo tra i criteri, oltre alla presenza nel territorio da più di 40 anni, anche la mancanza di volontà nel sostenere attività che possano appoggiare le ludopatie. Secondo la consigliera, le slot machine portano, come è noto, a isolamento, a dipendenza, a perdita economica. Ciò non è compatibile con attività che devono contribuire a creare l'identità e la memoria di un territorio. Protecta, scelta sempre da più famiglie e imprese per proteggere la propria casa e la propria attività dai furti e per vivere con maggior serenità. Tecnologie avanzate, monitoraggio professionale ed esperti pronti a intervenire in qualsiasi momento. Solo 60 secondi dalla verifica dell'intrusione all'invio delle forze dell'ordine. Contatta Protecta per un consulto adatto alle tue esigenze. 800 778 779. Affidati a Protecta, sempre al tuo fianco.